Il numero di pazienti affetti da HIV è in crescita in realtà in tutta Italia, gli incidenti comunque aumentano, anche in Regione del Veneto con un tasso di incidenza più basso rispetto alla media nazionale. D'altro canto però possiamo dire che per quanto riguarda i trattamenti, i pazienti trattati in Regione del Veneto sono aumentati nell'ultimo anno, è aumentato il numero di consumo di farmaci per il trattamento dell'HIV e quindi sicuramente a fronte di un aumento delle infezioni è anche vero che c'è un aumento di pazienti trattati. I dati della diffusione dell'HIV in Italia sono chiari: negli ultimi anni la diffusione è in crescita. In Veneto, nel corso del 2024, sono state registrate 163 nuove diagnosi di HIV, pari a un'incidenza di 3,2 casi ogni 100.000 residenti, incidenza leggermente inferiore alla media nazionale, che è pari a 4,0 nuovi casi ogni 100.000 residenti. Si stima che alla fine del 2024 ci fossero 24.790 casi prevalenti in Italia, dei quali 1.253 in Veneto. È una epidemia che ha subito una grandissima riduzione. Sappiamo benissimo perché sull'inizio degli anni 2000, grazie all'avvento dei nuovi farmaci, è stato un miglioramento nettissimo, però da allora sostanzialmente non sta vedendo quella diminuzione verso la scomparsa che ci saremmo attesi. Fondamentale fare prevenzione. C'è una tendenza, vorrei dire, asintotica dei nuovi casi, quindi ne rimangono pochi ma costanti, quindi dal mio punto di vista vuol dire che c'è ancora lavoro da fare contro questa epidemia, permettetemi, pandemia.